Ci sono dei segnali di ripresa che già avevamo avvertito verso la fine del 2014 che si consolidano in tutto questo 2015, quindi possiamo dire che il peggio è alle nostre spalle. Ripresa è la parola magica che emerge dall'indagine sul Triveneto dell'ufficio studi della CGA di Mestre, dati che farebbero ben sperare con una crescita del prodotto interno lordo seppur lieve di un più 0,8%. In rialzo anche i consumi delle famiglie con un più 0,9%. Se il nord-est e con lui la Lombardia torneranno a crescere, dicono alla CGA, anche il resto del paese è destinato a risollevarsi. Una ripresa anche per il 2015 a macchia di leopardo, con il manifatturiero che cresce soprattutto grazie all'export, mentre per altri settori sarà ancora un anno difficile. Arrancano ancora le costruzioni, l'edilizia, il commercio, i servizi, che sono settori che risentono ovviamente del crollo degli investimenti che sono stati in questi ultimi anni e del calo dei consumi delle famiglie. Turismo, commercio e servizi in generale hanno retto, anche se con difficoltà, l'urto di 7 anni di crisi, facendo talvolta anche da calmiere per l'occupazione, e questo 2015 è visto con una ragionata speranza. Credo che anche il prossimo anno non potrà essere un anno che si aumenta a doppi zeri, ma un piccolo segnale di ripresa dovrebbe arrivare, se non altro dal fatto che c'è l'Expo, che in qualche modo dovrebbe essere anche per il Veneto una cassa di risonanza interessante. Meno ottimista è il mondo del sindacato che, riportando i dati della stessa Confindustria, dipinge un 2015 critico per il Veneto. Ci consegnano un arretramento ancora delle industrie, cioè sono più quelle che chiudono che quelle che aprono, e un arretramento per quanto riguarda le assunzioni. Insomma, per il sindacato la situazione sarebbe tutt'altro che rosea. L'unica cosa che va bene discretamente è una qualche accenno, ed è cosa positiva molto ovviamente, è quella delle esportazioni, ma è troppo poco ancora per dire che abbiamo girato pagina.